credente non è colui che obbedisce a Dio salvando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli, praticando un amore simile al suo. Lo ha ricordato il vescovo Gian Pio De Vasini celebrando la Santa Messa in occasione della festa patronale di San Siro a Santa Margherita Ligure, una figura venerata in diverse comunità di Genova e della Liguria di Levante e in particolar modo nel quartiere che porta il suo nome. Vescovo di Genova, nel IV secolo Siro favorì la comunione e si prese cura dei poveri soccorrendoli nelle necessità materiali e difendendoli dalla prepotenza dei potenti, vivendo di carità materiale e spirituale. Ecco, il prossimo è colui che decido di rendere prossimo avvicinandomi a lui, prendendomi cura di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Non basta aver capito. Adesso occorre fare. Una testimonianza, quella di Siro, che riassume nella fede vissuta quello che nutre la comunità, la parola di Dio e la speranza. Quest'anno la sottolineatura particolare, il dono alto e grande della speranza, e in modo particolare il momento della festa e il momento della famiglia, dove tutta la comunità cristiana si ritrova, ma dove anche si apre agli ospiti, agli amici, alle persone che trascorrono qualche giorno di vacanza qui con noi, quindi il momento della festa è proprio un momento di comunità. Dopo la messa, la processione ha raggiunto la zona più alta del quartiere, da dove tradizionalmente la comunità in preghiera invoca la benedizione del suo patrono, un'invocazione che al termine delle celebrazioni religiose è stata sancita dallo spettacolo pirotecnico a cura del comitato Sparata di San Siro, tanta la commozione della comunità per la giornata di festa, una comunità viva di quartiere ricca di famiglie, accogliente e generosa, spinta dal desiderio di comunione e di cura dei più fragili. La comunità dice grazie ai tanti volontari che si spendono per la comunità, non soltanto nei giorni della festa, ma durante tutto l'anno, e questo diventa motivo di gratitudine, motivo di affidamento e motivo per riprendere un cammino abitati dalla grazia di San Siro.